Un esempio virtuoso come antidoto alle problematiche azzardo correlate è la scelta di Francesco Begheldo del bar Spiffero, che ha deciso di rinunciare all'introito delle 2 macchinette che aveva nel proprio locale. È quanto è emerso dall'incontro promosso da IBC, l'acronimo del gruppo civico Impegno per il Bene Comune, che attualmente governa la città di Adria. Una riunione organizzata alla Sala delle Associazioni della città etrusca con lo scopo di promuovere tra i cittadini la cultura del gioco responsabile, la conoscenza del fenomeno e dei rischi correlati alle pratiche del gioco patologico e il loro recupero. Una serata introdotta da Marina Mantovani, responsabile del gruppo di lavoro di BC, coordinato da Leonardo Bonato. Moderato l'incontro da Stefania Tamiso e relazionato dalla psicologa Ivana Stimamiglio, dallo psichiatra Luciano Finotti e dalla presidente dell'ACAT Marta Silimbani. A vario titolo gli esperti hanno sensibilizzato il pubblico presente sulle problematiche relative alla ludopatia. Nell'occasione il proprietario del bar Spiffero, Francesco Begheldo, ha raccontato della sua scelta di recedere dal contratto delle 2 slot per togliere la causa di quelle dinamiche che si venivano a creare nel suo bar che lo disturbavano nel suo lavoro. Tra i motivi, le scenate di nervosismo dei clienti dopo le perdite considerevoli di soldi alle macchinette, o di chi si ridicolizzava in buffi riti propiziatori, arrivando addirittura ad accarezzare e a raccontare filastrocche alle macchinette come fossero persone. Da quando non ci sono più le macchinette allo Spiffero, il bar è ritornato ad essere un luogo di aggregazione per la gente, balzando addirittura la cronaca dei quotidiani perché Francesco, il proprietario, ha attrezzato lo spazio con giochi per bambini, vivacizzato le pareti con i disegni dei figli dei clienti e predisposto una postazione dove le neomamme possono allattare e cambiare il proprio bambino. La serata informativa ha visto anche l'intervento del sindaco Omar Barbierato, che ha sottolineato l'importanza di promuovere la cultura del gioco responsabile, far conoscere i rischi anche tra i giovani attraverso un piano d'azione che integri i progetti di prevenzione già attivati con le scuole. Il settore dell'agricoltura e soprattutto la pesca è in balia dei mercati internazionali, con concorrenti che operano con regole troppo diverse rispetto all'Unione Europea. È un'occasione unica per il nostro territorio. Vota Lega, scrivi Conte. Anche se il meteo non lo direbbe, è già iniziata la stagione turistica sottomarina. E se manca il centro di informazione e di accoglienza sul lungomare Adriatico, chiuso da mesi e sostituito in via provvisoria dallo spazio Velia in via Brescia, il Comune si è attivato sottoscrivendo una convenzione triennale con 24 realtà imprenditoriali nel settore balneare, ricettivo, consortile, cooperativo e dei trasporti, per sopperire all'assenza del centro yacht. In pratica, facendo forza sopra una delibera della Giunta regionale datata 2013, che ha individuato ulteriori modalità di gestione dell'accoglienza turistica oltre agli uffici pubblici, l'ente attiva una serie di infopoint sparsi nel territorio, delle sedi dei singoli soggetti privati interessati, a integrazione o sostituzione dello yacht. L'infopoint turistico prevede la presenza di personale preparato in grado di relazionarsi con il pubblico, la distribuzione di materiale informativo e comunicativo anche per l'orientamento all'alloggio, la presenza di una postazione internet oppure la copertura di una rete gratuita ove poter usare i portali turistici regionali e le relative applicazioni. Pertanto, l'amministrazione comunale di Chioggia ha allestito un format di convenzione sottoscritto dalla dirigente del settore promozione del territorio Daniela Ballarin per ampliare l'informazione ai visitatori italiani e stranieri. Alla bozza hanno aderito appunto 24 imprese contrassegnate all'ingresso dalla sigla Tourist Info Point, che si sono assunte il compito di coprire il servizio negli orari comunicati dallo yacht di territorio. Si tratta dei bagni Baia del Sole, Mosella, Nuova Marina Sirenella, Perla, Piccola Baita al Mare, Playa Bonita, Playa del Sol, Point Break, Smeraldo, Zanzibar, dei campeggi La Conchiglia, Oasi e 32, del consorzio con Chioggia Sì, della cooperativa sociale Titoli Minori, della Domus Cluge, degli hotel Miramare e Mediterraneo, della Proloco, delle imprese di navigazione Bragozzo Ulisse, Raffaello e Rendezvous Fantasia, delle edicole di via Vespucci e del ristoro Alta Marea. Per la gestione degli infopoint non sono previsti compensi dalla delibera di giunta.
Un furgone verde dell'ARPAV, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, è stato posizionato stamane nei pressi della chiesetta di San Martino a Chioggia, dove sosterrà per 40 giorni a monitorare la qualità dell'aria attraverso strumenti interni ed esterni al mezzo. Le rilevazioni seguono quelle avvenute qualche anno fa, con una postazione a Borgo San Giovanni, e saranno quindi più precise per questo territorio rispetto a quelle tratte abitualmente nella terraferma veneziana. Proprio da Piazza Duomo, venerdì 24 maggio alle ore 9:30, partirà una nuova marcia di protesta contro i cambiamenti climatici indotti dall'uomo, a cura del movimento Friday for Future, che già aveva manifestato lo scorso 15 marzo. Gli studenti degli istituti superiori si concentreranno provenendo da ciascuna scuola e scenderanno in corteo fino al deposito di GPL. Lo scorso sabato alcune abitazioni di via Monterosa nel centro di Rosolina sono state visitate dai ladri. In particolare al Civico 14 hanno tagliato la rete di cinta con robuste cesoie, penetrando nell'abitazione messa a soqquadro senza poi rubare molto. I malviventi sono passati a 2 residenze attigue fuggendo lungo via dei Cesari. Si tratta di professionisti del crimine, forse dell'est europeo, muniti anche di fiamma ossidrica. Potrebbero essere ancora in zona, quindi l'avvertenza è di chiudere le porte a doppia mandata, magari blindarle e restare allerta. Prenderà il via domani, martedì 21 maggio, la nuova edizione di Chioggia Vela Junior, il progetto realizzato dal Circolo Nautico Chioggia che mira a far conoscere la cultura velica e nautica in genere, con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell'ambiente, a 360 studenti delle scuole primarie del comune di Chioggia. Grazie al coinvolgimento degli istruttori federali del CNC, figure professionalmente qualificate, gli allievi delle classi terze, quarte e quinte avranno così la possibilità di ricevere alcune importanti nozioni riguardo lo sport velico. Le prove in mare saranno precedute da una lezione teorica in classe e concluse con un Open Day finale alla sede del sodalizio sportivo, in calle Santa Croce, dove i ragazzi avranno la possibilità di ritirare il materiale didattico della Federazione Italiana Vela ed eventualmente frequentare un corso completo di scuola a vela durante l'estate. Amici carissimi di Nautica Azzurra e Meteo Brollo, un buon inizio settimana a tutti voi. L'evoluzione quindi è questa qua. La circolazione generale su scala europea vede ancora un anticiclone delle Azzorre che sembra essere troppo defilato ad ovest a inizio settimana e predilige ancora una volta la penisola iberica e il Nord Africa. Cercherà di scalzare questa palude barica sull'Europa centrale tra mercoledì e giovedì e forse ce la farà, ma prima di queste giornate avremo l'ingresso di altre perturbazioni. Una di queste è in transito nella giornata odierna e sarà molto più attiva con un suo carico di piogge, rovesci e temporali, soprattutto sulla Liguria e sul Friuli Venezia Giulia, dove i quantitativi di pioggia caduta potranno essere anche consistenti. Dunque le precipitazioni nella giornata odierna non saranno certamente omogenee come non lo sono state ieri, dove abbiamo avuto anche parecchi spunti, come avevo detto, soleggiati. Rimarrà comunque una instabilità notevole, una certa variabilità che potrebbe dar luogo durante tutto l'arco della giornata a qualche episodio piovoso abbastanza intermittente e di modeste dimensioni, a cavallo tra la metà mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature guadagneranno ovviamente qualche grado, anche la ventilazione si manterrà comunque piuttosto debole nei quadranti sud-orientali e quindi una situazione più o meno uguale a ieri. Tutto questo malloppo di aria instabile e perturbata tenderà a trasmigrare verso la penisola balcanica entro mercoledì e giovedì, quando appunto, come vi ho detto, lentamente l'anticiclone delle Azzorre dovrebbe presentarsi anche da noi regalandoci 2 o 3 giorni di pace atmosferica. Ovviamente non sarà cielo sereno, perfettamente pulito, anche perché continueremo ad essere interessati a una circolazione ciclonica appunto in allontanamento.
Vi rendo comunque partecipi anche del fatto che tutta la pioggia caduta in questo mese non è appunto stata omogenea, ci sono delle realtà tipo l'Ovest, il Piemonte e la Sardegna che hanno ancora un discreto deficit idrico. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani. Questo è il Parlamento europeo e per molti è il cuore pulsante dell'Europa, ma in realtà l'Europa non è un freddo edificio, ma i cittadini che la compongono. Mi chiamo Rosanna Conte, ho 51 anni e vivo a Caorle. Ho deciso di candidarmi con la Lega per cambiare questa Europa. L'Europa di oggi è debole, complicata, succube dei capricci dei singoli Stati membri, anti-autonomie regionali, antifederalismo e troppo franco-tedesca. È l'occasione unica per il nostro territorio. Vota Lega, scrivi Conte.